Pronto? Ma dove sei? A casa. E vieni che dobbiamo fare un'indagine. E piove. E beh, Vabbè, morri. ma che fai? Piove. Se no si spegne la fiamma. E beh, Ma ieri vi ho visto che salivate a San Chirco a marcia indietro. Che siete venuti a fare? non sono proprio giusto. Io salivo a marcia indietro, che poi non trovavo spazio per trovare. Poi come arrivo a scendere a retromarcia a marcia indietro e non sa ci fa. Vabbè. Che significa per qua, Marescia? Perché? Me l'ha chiesto mia moglie così. Perché? Ma proprio. Perché? Ma così per sapere. Perché Non lo voglio più sapere. Ma che fa? sto grattendo? Non lo capisco. Perché tu quando ti gratti un culo ti faccio il caldo. No. Avanti. No. Appuntato Presente. in aula catta aperta. Che cosa? Appuntato. Mamma appondo. Che cosa? Appuntato. Mamma. Non devo quando ci sono l'appuntato. Gaia. Appuntato. Comandi. Vai a vedere a casa se ci sono io. Subito. Che ci vuoi trovato il telefono? Marescia, sono andato a casa vostra e voi non ci siete, ho visto dappertutto, sotto un letto, in un trattorio, in un comò, non ci siete. Va bene, È sicuro? Sì. Mamma mia. Marescia, è andato a comprare il giornale. A me? Appunto. Mi vado a comprare il giornale? Datemi i soldi. Tutto sport. Tutto sport? €1? Vabbè, io vado. Appuntato. Presente, come? Vanni a comprare la gazzetta del mezzogiorno. Sempre €1? Sì. Vengo subito, come? Speriamo che non combini uno dello sole. Non lo combinano uguali. Scusate, Marescia, non mi ricordo più qual è l'euro del tutto sport e qual è l'euro della gazzetta del mezzogiorno, mica me lo potete dire voi. Tutti ci vuoto. Hai visto? Come vedete voi, Marescia? Mo come faccio? Perché? Sono grugliato. Vabbè, mamma mia, una fame, perché una fame, Marescia. Io sto sempre... Sto lucchendo. Che cosa? Ah, sto. Che c'è scritto Magnum. Bravo. Ma c'è combina. Perché? Sto. Mi sto andando. A voi c'è scritto Magnum, a me c'è scritto Berretta. Vabbè. Marescia, ma ci avete messo una scarpa gialla e una scarpa nera? E poi dici ragazza a cangiare. Ma sua ragazza mi tengo nota gialla e nota nera. Ma c'è combina. Fanno male. Prova a cacciare la lingua. Dall'altro lato. Vi fanno sempre male le scarpe? Sì. E cacciate la lingua? E allora vanno proprio strette. Ma... Un caverno. Scusi, Mandino. Pronto? Sì? Sono l'appuntato Lagana Tosta. Sì, il maresciallo è qua. Che devo dire? Subito. Arrivederci. Maresciallo, hanno chiamato dalla caserma. Stiamo chiunando per piacere. Hanno chiamato dalla caserma. Dici che stanno arrivando i monzoni. Che dobbiamo fare?
Metteteli in galera. Ma sono 20. Io so 20, so 30, so 40, metteteli in galera. Va bene. Una cosa brutta. Oggi non ci dobbiamo pagare. Ci dobbiamo pagare, ma prima la gente domanda una cosa al maresciallo. Maresciallo, ieri sera ho portato a mia moglie a vedere un film al cinema. Mica sapete dire che significa, io vi dico il titolo era Quo Vadis. Che significa? Dove vai? Al cinema ci portate a mia moglie a vedere un film che si chiamava Quo Vadis. Dove vai? Al cinema ci portate a mia moglie a vedere un film che si chiamava Quo Vadis. Mica sapete che significa? Dove vai? Al cinema a vedere un film che si chiama Quo Vadis. Mica mi potete dire che significa, così faccio la bella figura con gli amici. Dove vai? Non ci esce più, sto a casa in giro. Oh. Comunque, oggi è giornata di pagamento. Maresciallo, sono arrivate le buste paga, se volete fare voi. Ci mettiamo in vita. Appuntato, Lagna Mosh prende 1,50 euro. Assai. Ehi! Ehi! Per me là! A me. Dici. 1,50 euro. 1,50 euro? Tanto per? Non è colpa mia. Sì, vabbè, sta pistola. Grazie. Brigadiere, Lagna Tost prende 5 euro. Che stamattina da gente. Maresciallo, Lagna Fred prende 10 euro. E quello per sempre di più, quello perduto. Totale! Totale! No, avete visto a totale. No, cos'è? Ehi! Non c'eri, no. A tabella chiusa 16,50 euro e non si presenta. Ma noi ce l'andiamo a mangiare noi. Arrivederci a tutti, vi ricordate, se volete i carabinieri chiamati il 112. Cioè, se fate il 211 veniamo a ritrovarci, ma arrivederci a tutti. Bravissimi! Bravi, venite qua. Dove andate? Allora, io ho anticipato che voi siete di Corleto. I vostri nomi? Funziona? Prova? Sì. Bravo. Allora, i vostri nomi? Petrocelli Domenico. Petrocelli Nico. Gravallotti Giuseppe. Ah, ma siete fratelli? Loro sì. Ah, quindi siete due carabinieri accoppiati. Va benissimo. Allora, vi ringraziamo e vi lasciamo nelle mani della giuria. Grazie. Ancora un applauso. Vi ricordo che i carabinieri hanno il numero di codice 5. Enzo, fosse possibile.